Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Ciao Andrea, a te la linea. Grazie Sveva, oggi parliamo di appuntamenti di calendario nostrano che riguardano tutta Italia, ma con alcune eccezioni anche per il nord particolari, come Beltane, l'antica festa celtica che viene celebrata oggi sotto una forma culturale, storicizzata, mentre una volta per antichi antenati di terre del nord in una chiave proprio ritualistica, mitica e ritualistica molto particolare. Adesso ci ritorniamo, però appunto anche Calendimaggio. Calendimaggio è una festa che ha una tradizione fortissima nell'Italia centrale, in parte nella zona aprutina, campana del sud. Il Calendimaggio è una versione della festa degli alberi, detta in una maniera piuttosto banale. Non so perché la parola albero di per sé non mi piace, non perché non ami gli alberi, amo infinitamente il verde e tutto quello che ha a che fare con il bosco, però non rende abbastanza bene quella che è poi la caratteristica di questa festa, il Calendimaggio, celebrata per secoli e secoli in alcune zone, come vi ho detto, dell'Italia, laddove evidentemente si voleva contrassegnare l'inizio della bella stagione, con canti, con giochi, danze varie legate proprio a questo piacere di rinnovare la natura in maniera definitiva. Vi voglio poi attenzionare sui 50 anni del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. È una delle organizzazioni, una delle associazioni più importanti della cosiddetta società civile e va valutata proprio sulla base del compimento dei 50 anni. Pensate, 28 aprile 1975. Avremo modo di ritornare su quel 75 che è stato molto importante per il contesto italofono, ma questa volta ci concentriamo proprio sul FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che ha permesso in questo mezzo secolo di curare meglio appunto alcune zone dell'Italia, sia al nord, al centro, al sud, che altrimenti sarebbero sfiorite, ecco, a proposito di fiori e di alberi. Avrebbero lasciato il posto a una desertificazione o sarebbero stati cementificati. Certamente tutto nacque, adesso lo vedremo, allora, 50 anni fa, da quello che era un impegno civile molto forte. C'erano anche giornalisti famosi come Cederna, Antonio Cederna, che allora combattevano in maniera virulenta a favore proprio della difesa dell'ambiente. Poi la sensibilità è mutata e siamo arrivati ad altri referenti culturali, sociali e politici che hanno gestito la cosa, però nella realtà il Fondo Ambiente Italiano è continuato a prosperare in maniera sacrosanta. Nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 16:30, avremo un ospite in collegamento, Armando Semplice, che ci spiegherà qualcosa su un poeta a sfondo dialettale lombardo tra 500 e 600, che è Fabio Varese. È un poeta molto interessante che dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quanto il mondo a sud delle Alpi, in tutte le sue variabili e varianti, sia ricchissimo di spunti e di ricerca anche sulle lingue, su tutte le nostre lingue, appunto, quelle che giustamente Brian Sciretti, che abbiamo avuto in collegamento una settimana fa, chiama le lingue d'Italia. Le lingue d'Italia perché comunque non sono in contrasto con la lingua italiana, ma in qualche modo la arricchiscono e la completano. Ma questo appunto nella seconda parte. Allora vi dicevo, Beltane, che cosa si intende per Beltane? È una parola di origine celtica, modulata anche in chiave gaelica. Gaelico è la lingua che tuttora si parla in alcune aree dell'Europa occidentale, ma nel complesso
come sapete, anche alcune nostre lingue locali mutuano alcuni spunti da quella antica realtà celtica. In realtà alcuni antenati del nord della penisola non solo parlavano appunto quel tipo di linguaggio, ma addirittura esercitavano tutta una serie di usi e costumi che ponevano in buona sostanza l'inizio della bella stagione proprio a maggio, all'inizio assoluto del mese di maggio, con la fine del freddo, la fine delle piogge, la fine delle tempeste, la fine di tutto quello che aveva a che fare con una brutta stagione, dando inizio quindi a una lunga stagione meravigliosa di relativo bel tempo, tutto relativo perché insomma già allora le cose non andavano proprio esattamente secondo programma e tantomeno adesso, però dal primi di maggio arrivare alla fine di ottobre, ecco, in tutta l'Europa, soprattutto celtica, si festeggiava proprio questo Beltane. Ma la parola Beltane è legato a una serie di divinità che hanno la radice Bel e che parlano di sole, che sono collegate al sole, al concetto del sole, cioè di un astro che aveva una vitalità in sé quasi divina e che non solo in Europa ma anche in altre zone del mondo veniva in qualche modo onorato attraverso appunto una serie di feste. Sappiamo benissimo che la luminosità e quindi anche il calore aumentano dall'inizio di maggio e comportano evidentemente anche una mutazione di costumi, di modi di essere, di modi di fare, di modi di agire all'interno sia della natura che delle zone abitate e più intensamente urbanizzate. Ora Beltane fa scattare proprio un appuntamento calendariale irrinunciabile che i nostri antenati avevano in mente attraverso tutta una serie di spunti che adesso sarebbe difficile elencare. Ovviamente se noi ragioniamo sul mondo celtico o di origine celtica o collegato con elementi di celtismo, non possiamo non parlare dei druidi e dei bardi. I druidi erano dei sacerdoti che svolgevano delle funzioni molto particolari e che agivano proprio in occasione delle feste. Agivano in occasione delle feste che cadenzavano il calendario antico, la festa all'inizio di febbraio che praticamente introduceva la primavera, la festa all'inizio di agosto, l'Ugnasat che introduceva all'estate vera e propria, e appunto questa. Beltane era la festa in cui a maggior ragione dovevano essere ufficiati dei ringraziamenti nei confronti delle divinità solari che comunque diciamo così accompagnavano anche delle divinità al femminile, che sarebbe troppo lungo adesso descrivere. Mi viene in mente subito come antica divinità di questo contesto Rigantona, però in realtà ce ne sono tante anche nel mondo celtico che avevano una loro importanza e la quintessenza stessa del modo di essere, del modo di vivere, così come ovviamente in altre aree italiane si celebravano Venere, la dea Afrodite nel mondo greco, Venere la dea dell'amore, ed altre realtà, mi viene in mente Cibele, Cerere. Guardate, il mondo femminile nell'antichità non era negletto, non era disconosciuto, c'era comunque un riconoscimento del fatto che la donna, ecco, la cosiddetta in latino femina, che si scrive foemina ma si legge femina, aveva un ruolo fondamentale non solo per la vita, per la riproduzione, per la conservazione della specie, ma per la trasmissione di messaggi fondamentali, atavici, che comportavano evidentemente, senza mai rivaleggiare, ecco, magari in uno stile un po' femminista come oggi contro le divinità maschili, ma accompagnando e completando alcuni requisiti delle divinità solari maschili attraverso appunto tutta una serie di elementi che lascio a voi immaginare.
Ma in ogni caso, proprio a Beltane, diciamo così, l'alleanza fra i due sessi, fra il sesso maschile e il sesso femminile, trovava il suo culmine, proprio perché evidentemente questa è la stagione dell'amore, o meglio, in senso etologico, l'etologia è la scienza che studia gli animali, la stagione degli amori fra gli animali, degli amori fra le specie possibili immaginabili, degli amori tra le sostanze vegetali e ovviamente dell'amore fra uomo e donna, fra maschio e femmina, in grado appunto di proseguire tutta una lunga tradizione che andava festeggiata attraverso dei canti che evidentemente di cui non abbiamo traccia più sicura e completa. Ecco, questo discorso si può applicare anche a Calendimaggio, laddove Calendimaggio, dice la parola stessa, appunto, l'appuntamento calendariale con l'inizio di maggio, rappresentava appunto il rinascere definitivo della natura in contesti non strettamente celtici. Noi abbiamo ancora oggi delle bellissime feste che purtroppo di cui molto spesso i mass media non parlano e che vengono svolte in alcune zone magari meno abitate dell'Italia centrale. Parliamo del Reatino, dell'Aprutino, dell'Ascolano, parliamo della Ciociaria naturalmente, parliamo della Tuscia, parliamo di alcune zone del Molise. Ecco, tutte queste realtà di Calendimaggio ancora oggi ricevono un'approvazione che ovviamente sotto forme nuove, situazioni diverse, più modernizzate, perché è giusto che non si debba, cioè è giusto rispettare la tradizione, ma rinnovarla al tempo stesso attraverso tutta una serie di spunti che rimangono sicuramente validi. Quando è nato il nuovo canzoniere popolare, cioè quindi questo gruppo, questa associazione che si interessava di rilanciare i canti antichi del pueblo, del popolo italiano e dei popoli italiani, c'era sicuramente la volontà anche di ripescare alcune antiche tradizioni legate proprio al passaggio naturale del Calendimaggio. Ci sono canzoni bellissime con tonalità stupende che rappresentano la quintessenza proprio dell'anima popolare, specialmente dell'Italia centrale, che sono legate autenticamente alla volontà di rilanciare il senso ultimo della nostra esistenza, della nostra vita, in una sorta sempre di alleanza, di unione, di armonia, che purtroppo oggi si è persa. Basterebbe pensare a tutto quello che il mondo politico continua a produrre di odio, di contestazione reciproca. Il mondo antico e parte del mondo moderno non soffriva di questa forma di astio, di avversione continua a cui assistiamo in questo momento, al di là di fatti precisi che avvengono, ma comunque noi siamo come una pentola che bolle continuamente in uno stato di tensione nei confronti degli altri. Nei tempi atavici della nostra penisola, che veniva chiamata Saturniatellus, la terra di Saturno, e magari appunto ancora prima di Gesù si amavano e si adoravano antichi elementi tipici della mitologia greco-romana, si viveva in uno stato di relativa serenità. Non è che non ci fossero le guerre, non è che non ci fossero i contrasti, ma la vita quotidiana si svolgeva secondo dei comportamenti, delle leggi, delle regole che manifestavano la gioia di vivere. E il Calendimaggio è proprio l'esempio assoluto di tutto questo. Noi non siamo più capaci, nel mondo attuale, di festeggiare qualcosa che è realmente in sintonia con la natura. Ci arrabbiamo contro gli altri perché devastano la natura, va bene, ma perché dobbiamo sempre esprimere soltanto astio, rancore? Ecco, la parola è quella, rancore. Ma noi dobbiamo ritrovare il senso ultimo della nostra vita, della nostra esistenza, in una forma di rispetto, di comprensione della realtà.
E le antiche feste, di cui appunto ancora ci sono traccia, specie nell'Italia centrale, nelle zone che vi ho detto, manifestano, riescono ancora a portare avanti quell'armonia, quella voglia di cantare e di vivere. Perché non si canta più? Perché si canta solo quando c'è il Festival di Sanremo? Perché si mimano certi soggetti in chiave rap, trap, compagnia bella, senza che ci sia realmente una volontà di esprimere la gioia di vivere? Ecco, tutto questo è stato perso e tutto questo non ha prezzo, perché è il valore più alto dell'esistenza, dell'essere in comunità, in sintonia con gli altri. E spiace dover rispolverare alcuni filosofi, non faccio il nome, che certamente avevano capito quanto il mondo moderno fosse deleterio nella sua decadenza, nella sua volontà di triturare tutti i valori possibili e immaginabili, di sputare contro la tradizione, contro quelle che sono le antiche norme della vita e della società, ecco, che per tantissimi secoli erano riusciti ad ottenere un enorme successo. Bene, ora mi sposto sul terreno del FAI, Fondo Ambiente Italiano, 50 anni, quindi 28 aprile 75, 28 aprile 25. Il Fondo Ambiente Italiano è una macchina stupenda che funziona ancora attivamente, penso alle giornate di primavera che sono state celebrate alla fine di marzo o altre occasioni in cui appunto gli incontri avvengono all'interno di contesti naturali proprio rifatti e rilanciati alla maniera del FAI. Il FAI in alcune zone d'Italia, perché si chiama Fondo Ambiente Italiano proprio perché si occupa dell'Italia e non di altre zone d'Europa, anche se c'è il collegamento molto forte con altre associazioni francesi, tedesche, eccetera, questo è chiaro. Ma il Fondo Ambiente Italiano ha sempre attenzionato quelle porzioni, quelle zone, quelle realtà, quelle fette di terra e di mondo che erano in uno stato di degrado. Uno stato di degrado per tantissimi motivi. C'è un collegamento anche col mondo artistico, il mondo monumentale. Quindi mi viene subito in mente l'esempio che di solito giustamente viene portato dagli amici del FAI, Fondo Ambiente Italiani, che è l'abbazia di San Fruttuoso in Liguria, vicino a Camogli, dove appunto tutto quello che è stato fatto per riuscire a riportare attraverso un restauro accurato e una gestione rivista e riformulata del territorio circostante all'abbazia di San Fruttuoso, tutto questo è stato riportato ad una bellezza e a una coesistenza fra arte e natura veramente stupenda, veramente eccezionale. Ma ovviamente lì se mi prendete il traghetto da Camogli arrivate comodamente a San Fruttuoso e avete proprio subito l'immagine di qualcosa che si è salvato grazie al FAI. Ma poi ci sono tantissimi esempi che in tutta Italia costellano, in Umbria tantissime realtà che sono state fatte in alcune zone della Campania e fino ad arrivare in Sicilia, dove in alcune aree della Valle dei Tempii sono state fatte delle opere di rigestione e riqualificazione ambientale. Quindi si chiama Fondo Ambiente perché l'ambiente, secondo il FAI, da 50 anni a questa parte, è il punto di riferimento assoluto della vita sociale, della vita culturale. Non si tratta anche qui di un'ecologia pelosa e in parte astiosa. Qui insomma ci ha abituato ultimamente anche un certo tipo di protesta alla Greta Thunberg, per capirci. Si tratta invece proprio, se vogliamo, anche con alcuni atteggiamenti borghesi, ma perché no? Ma perché vogliamo continuare a condannare la borghesia come se fosse stata una classe? L'altro giorno sul giornale, cioè ieri sul giornale, è uscito un ottimo articolo nella sezione Copernico che rivaluta moltissimo la classe borghese, perché comunque la classe borghese è stata quella in grado di salvare il salvabile assieme ad altri errori che sono stati fatti,
ma di fronte alla quale magari altre classi non sempre hanno ragionato per il bene reale e per la conservazione di tante realtà, compreso la natura. Quindi quello che importa con l'atteggiamento del FAI e del suo attuale conducator, che nomen omen si chiama Magnifico, che tutti conoscerete, di una facoltà stupenda di eloquio, di trasmissione di pensiero, di entusiasmo, un uomo che comincia a essere âgé ma continua a esercitare col suo fascino un giovanilismo fervido, fervente, che è in grado appunto di sviluppare ancora nei giovani la voglia di andare avanti secondo questa linea. Ecco, tutto questo comporta proprio quell'atteggiamento nei confronti della natura, che certo poi ci costringe anche a devolvere dei soldi, perché tutto costa naturalmente, ma per il bene di tutti effettivo, perché la natura non è una cosa esterna alla società che deve rimanere lì in quanto tale, è qualcosa che costituisce l'essenza vitale della nostra realtà, del nostro mondo. Io vi cito l'esempio della Brianza, che come sapete è stata devastata negli anni 60-70 e che ora viene sottoposta a una riqualificazione ambientale che è necessaria per riuscire a riguadagnare quel senso ultimo della realtà che appartiene appunto al vivere comunitario, al vivere in una comunità di uomini e di donne che vogliono amarsi sulla base reale della valorizzazione della natura. Poi i grandi argomenti ambientalistici, ecologistici che conosciamo tutti, cioè il guasto della plastica, l'inquinamento dei fiumi e del cielo, appartengono a quel dialogo dei massimi sistemi che certamente il mondo politico deve riuscire a risolvere, ma che non escludono la nostra piccola volontà di compartecipare, come effettivamente ha fatto, a queste associazioni come il Fondo Ambiente Italiano, e che in qualche modo riescono a riscattare quelle zone che erano in un più manifesto degrado, e quindi in modo tale appunto da salvare il salvabile e da ridare fiato a tutti quelli che sperano veramente che rinasca sub luce nuova tutta questa realtà, perché altrimenti se noi continuiamo a caricare di ideologie antiborghesi, no? Egualitarie a tutti i costi, New Age in senso sbagliato, perché c'è una New Age buona ma c'è anche una New Age di cattiva qualità. Se noi continuiamo ad andare avanti su questa linea noi non arriviamo assolutamente a niente, arriviamo soltanto a una distruzione totale, reciproca e della natura stessa. Noi siamo a questo punto veramente a pochi minuti dalla fine, quindi complimenti e applausi per questi 50 anni del FAI. Penso che i prossimi 50 anni, cioè dal 28 aprile oggi 2025 fino al 28 aprile 2075, al di là degli uomini che si alterneranno nella guida del FAI, noi potremo finalmente plurale maiestatis, ma io non ci sarò più e voi alcuni di voi non ci saranno più, vedere attuate alcune scelte diciamo in bilico fra la dimensione artistico-monumentale a me tanto cara e quella invece della natura vera e propria, che finalmente riscattano l'Italia da quella condanna che è implicita molto spesso da parte dei popoli del nord, gli scandinavi in particolare, che la vedono come una sorta di pattumiera umana per colpa appunto degli italiani stessi. Ma noi nella misura in cui il mondo italofono riprende coscienza di sé e può sovranamente decidere delle proprie cose senza che subisca sempre la volontà degli altri, che è una volontà spesso e volentieri più distruttrice che costruttrice, noi in questa maniera possiamo veramente rifare l'Italia, United States of Italy. La possiamo rifare o no questa benedetta meravigliosa realtà federale che noi ci troviamo in dote dal creatore, da parte del creatore stesso, per chi ci crede, o da parte della madre terra? Ecco, punto di domanda sospesa che certamente fa intendere quanto
i problemi veri non siano quelli che spesso e volentieri il mondo mainstream mette sul piatto, no? In termini appunto di approvazione, negazione, consenso o altre cose di questo genere. Quindi mi raccomando, Calendimaggio è un esempio, ci sono, le vedremo nel corso della restante primavera quali sono le altre feste reali, e avremo modo di ritornare anche con esempi più pratici, che peraltro avevamo già accennato negli anni scorsi proprio in questa rubrica appunto della cultura popolare, che è sempre una cultura preziosa, che genera queste realtà. Quando io parlo, per non entrare in contraddizione e farvi capire, quando io parlo di cultura popolare, parlo comunque di una gestione borghese della cultura popolare, perché la classe borghese, in fondo, anche se può sembrare paradossale, è l'espressione più autentica del mondo popolare. Ecco, non fatevi ingannare dal pensiero marxiano, comunista e populista in senso sbagliato, che invece vi propone una massa, le masse. Quando io sento la parola massa mi viene uno sciupun, come diceva Faletti, no? Il grande comico e scrittore Faletti, uno sciupun allo stomaco che mi rende idrofobo. Allora, Sveva, vogliamo porre a questo punto il giusto break in modo tale poi da contattare lo studioso Armando Semplice e avere con noi la possibilità di rimeditare sul senso ultimo di una poesia popolare che soltanto le grandi menti sanno intendere e valorizzare. A dopo il break! Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea. Grazie. In attesa del contatto con Armando Semplice, che abbiamo il piacere Lo abbiamo di già in linea, Andrea. È già in linea, ecco. Allora abbiamo il piacere di riavere sulla linea, sull'onda appunto di Radio Libertà, ex Radio Padania, ma comunque Radio Libertà è sempre stessa radio, uno studioso estremamente fertile come mente, come interessi, come volontà, che è Armando Semplice. Allora Armando, ci sei? Batti un colpo. Ciao Andrea, come va? Ma insomma, vedo che la primavera è scoppiata, la primavera vera, no? Il primo vere, dicevano gli antichi. Ecco, è scoppiata e quindi io mi sento felice perché oramai è Calendimaggio, Beltane, come sai anche tu, l'antica cultura dei nostri antenati. Ecco, c'è una rubrica all'interno di questa mia trasmissione che è Cultura Popolare che riguarda in maniera
più diretta, diciamo, il registro popolare dialettale. E oggi ti chiedo poi intervengono diversi studiosi nel corso della stagione. Tu sei sicuramente fra i più qualificati, che ci può raccontare qualcosa su un letterato fra 500 e 600, quindi un'epoca lontana, ma per il mondo identitario nulla è così lontano, perché è sempre così vicino nella sensibilità profonda che viviamo, è quello che appunto fa un riferimento della storia della letteratura lombarda, è il grande Fabio Varese. Allora, come vuoi impostare il discorso? Abbiamo un 25 minuti a disposizione, in modo tale che i nostri ascoltatori capiscano meglio un po' la grandezza di Fabio Varese. Ma dunque, la grandezza, Fabio Varese è un personaggio fuori tempo, diciamo. Ci troviamo di fronte a un letterato poeta che tra il fine 500, primi del 600, perché poi morì, fu tra i primi morti della peste cosiddetta manzoniana, scriveva poesie in uno stile che sarebbe diventato popolare 3-4 secoli dopo. Cioè è chiaramente un poeta che oggi definiremo poeta maudit, poeta maledetto, per gli argomenti che trattava e per il linguaggio con cui li trattava. Che dire, non era un illetterato, era anzi probabilmente molto preparato, era un cantore, non è ben chiaro se del coro del Duomo o del coro ducale, viveva probabilmente alla maniera goliardica, si divertiva a fustigare i costumi del tempo con le sue poesie. Inquadriamolo un momentino nel suo tempo. Era il tempo verso la fine o di quando si stava disfacendo l'impero spagnolo, se vogliamo. Il Ducato di Milano era stato spolpato fino all'osso e i costumi ormai erano ridotti semplicemente all'apparenza dell'aristocrazia spagnola. Cioè contava solo l'apparenza, le sostanze quasi non esistevano più. Questo come inquadramento. Era la Milano che ancora stava costruendo il Duomo, era la Milano in cui funzionava il laghetto, che sta esattamente dove adesso dove c'è adesso la via Laghetto, e che era un luogo, un porticciolo all'interno, ed era il posto dove venivano portate tutte le merci che servivano per la costruzione del Duomo, fondamentalmente. Ma non era solamente quello, ma era circondato da sciostre, cioè magazzini portuali, che costituivano la base dei commerci che si facevano lungo i navigli. Questo inquadrato come periodo storico. Cosa possiamo dire? Nasce a Varese attorno al 1570, morirà nel 1631. Possiamo sicuramente vedere in lui i prototipi del Meneghino, il Meneghino che sarà poi codificato da Carlo Maria Maggi nelle sue 5 commedie, che sarà poi sviluppato da Domenico Balestrieri. Porta sarà il Meneghino classico del XIX secolo, e possiamo dire anche Delio Tessa sarà il Meneghino del XX secolo. Questo per dire, fotografare un momentino l'andamento della letteratura. La caratteristica di Meneghino è quello di essere un incolto, molto intelligente, che si guarda attorno e fustiga i costumi
o mette in luce le contraddizioni. Questo è il poeta. Di lui, che scrisse in milanese, in toscano, come diceva, e probabilmente anche in latino, ci sono pervenute una trentina di canzoni, fondamentalmente scritte nelle forme del sonetto più o meno caudato, in cui affronta i problemi della sua vita, problemi che lo riguardavano personalmente. In qualcuno di questi sonetti si potrebbe anche rintracciare una visione e un uso da osteria con gli amici, un po' sullo stile del Cavalcanti quando parla male del suo papà. E che dire, è forse più interessante ora passare a sentire qualche sua poesia. Certo, se ce la puoi leggere, hai un'ottima memoria, ma voglio dire, indubbiamente non potrai sapere a memoria Fabio Varese, quindi sarei costretto a leggere, ma hai un'ottima dizione del milanese, anche se, ricordiamolo sempre, ma tu lo sai meglio di me, il milanese di allora non è il milanese di adesso, perché ha certe caratteristiche un po' arcaiche, no? Quelle di una volta, rispetto a un milanese che si è vie più italianizzato, eccetera, eccetera. Comunque, ecco, da dove partiamo? Decidi tu, vedi allora, tu, ecco. Io posso fare così, cercherò di leggere nel milanese suo. Sì. Non è... Poi magari vi leggo anche la traduzione in italiano, così... Certo, benissimo, così, fantastico. Così. Un'ultima cosa, magari volevo dire... basta così. La prima è una descrizione della casa in cui lui abitava. Lui abitava, diciamo, tra la zona Laghetto e Porta Ticinese. Sì. Sicuramente abitava in una di quelle case per poveri cristi, in affitto era. Allora, non domandé de grazia donde sto, che maledetto sia, sto in una ca dove non posso né di né noc reposar, col frecce e col fracas e del spusò. Una ca sotto i cop, dove quando go sempre 100 basei dei numerati. Do camera all'inverso, dove mai non gada nessun tempo dell'anno un pu de su. Per mesa i beccarii, per mesa i fos, e si sente i becche cui soffo il ciasc, che van sempre taian, carn e balos. Don se ved noma don che lava il strash. Depus andai finester mai no pos, che non veda a voi a sempre un petash. Cui scar mila spegash de merda di fancite di me visin che canten anche di volt sotto il camino, che caghen anche di vol sotto il camino. In l'ora del mattino, pu sempre un concerto de resegot, de care, de caret, un terremoto. Ma questo l'enagot rispetto al cias che fanno i barchireux e i videi di becché, qui vac e i bœuf. Tra l'altro, c'è un fieu d'un vesin che non mi lascia mai dormire, che rasgia dalla sera fino al dì. Ma cas mi vuoi fuggi e andà via una noce la paia e il lecce, maledetto sia il patron, la ca col tecce. Allora, sicuramente è bene che vi legga la traduzione in italiano. Comunque vi siete resi conto che il linguaggio non è certamente un linguaggio tipico della poesia dell'epoca, è un linguaggio diretto, quasi
veramente estremamente verista, legato alla realtà. Allora, non mi domandate di grazia dove abito, che sia maledetto, abito in una casa dove non posso né giorno né notte riposare, dal freddo, dal fracasso e dalla puzza. Una casa sotto le tegole, dove quando ci vado devo sempre contare 100 gradini. 2 camere sul dietro, dove mai c'è in nessun tempo dell'anno un po' di sole. In mezzo alle macellerie, in mezzo ai fossi, e si sente i macellai con i loro coltellacci che sono sempre intenti a tagliare carne e ossa. Da dove si vede solo donne che lavano stracci, di più andare alle finestre mai posso, che non vedo vuotare sempre un pitale. Sulle scale 1000 impiastri di merda dei fanciulli dei miei vicini che cagano alle volte anche sotto al camino. Nell'ora del mattino ho in più sempre un concerto di seghe, di carri e di carretti, un terremoto. Ma questo è nulla rispetto al fracasso che fanno i barcaioli e i vitelli dei macellai con le vacche e i buoi. Tra l'altro c'è un figlio di un vicino che non mi lascia mai dormire, che rogna dalla sera fino al giorno. Ma cazzo, io voglio scappare e portare via una notte la paglia e il letto, maledetto sia il padrone, la casa con il tetto. Allora, Andrea, ti rendi conto che non stiamo parlando di un poeta ispirato alle muse, a tutto quello che era la poesia dell'epoca, ma veramente è un anticipatore direi quasi del neorealismo, insomma. Certo. Certo, Armando. È una poesia stupenda, una delle più belle poesie secondo me nel suo brutale realismo, che si riappropria della dimensione corporea, carnale, più volgare ma nel senso autentico delle cose. E devo dire, poi ti ripasso la parola, devo dire che sotto questo punto di vista è stata amata e amata anche dal professor Franco Brevini, che ha scritto l'antologia della letteratura in dialetto italiana, che appunto si lamentava del fatto che negli stessi tempi o antecedentemente la letteratura italiana aveva volato troppo alto e aveva dimenticato il rapporto proprio con il mondo popolare, in questa maniera, in questa forma, no? Quindi è diventata famosissima la poesia ed è autenticamente una delle perle, secondo me, assolute della letteratura tipica della Lombardia, ecco. Quindi non va il senso, siccome prima parlavo di modalità borghesi, la modalità borghese è quella che comunque riscatta anche questa parte del mondo popolare visto nella sua quintessenza stercorea, che è un elemento inevitabile della nostra vita, ecco, e che dobbiamo accettare fino in fondo se veramente amiamo il mondo e la realtà. Questa è la mia posizione, ma voglio sentire anche le tue idee, Armando. La mia idea è questa, che è una frattura tra la poesia dell'epoca in lingua italiana e probabilmente anche in lingua milanese, perché poi c'è anche un sonetto che, se facciamo tempo, lo leggo, sarà occasione per un'altra volta, in cui se la prende con un poeta, con un collega, e praticamente gli dice che è un poeta che non vale niente, perché probabilmente è un poeta che canta le lodi del mondo come lo potevano cantare quelli che si ispiravano alla sorgente di Alicona, insomma, tanto per intenderci. Quindi è un po' la frattura che io vedo che c'è stata tra fine Settecento e Ottocento, con l'imposizione del romanticismo, che ha fatto scendere la poesia a un livello popolare, a un livello di descrivere la realtà esattamente com'è, insomma, una poesia non per pochi, non per grandi intellettuali, ma per gente che si guarda la realtà.
Questo è veramente l'animo lombardo, no? Certo. Non ci si fa, passami il termine, masturbazioni mentali, ma si cerca di realizzare e fare qualcosa. Cioè, si pensa ma si fa, si pensa ma si fa, non si continua a provocare entropia semplicemente pensando. Il bello è che molte volte lui a questi sonetti o canzoni di accusa si dava anche delle risposte, che sono interessanti perché dopo la violenta accusa si autoaccusa di essere fuori luogo. Per esempio, la risposta a questo sulla casa, passo a leggertela, Sì. El stal due te ste lo è da partò, ans mi meravigli es no su già, che sia costui che t'abbia tolto in ca, essendo in sci Purcell e in sci Gogò. Cucur te bai e te rompe te il cu, cul fa sunit e tutto il di rasgià, steghe Paric Basì del Nimerà, rompe tal manca il col e burla giò. Ha tu un martel, smariat, presti os, e spettasce della merda in del butasce, e fatalman finì de crepà e il gos. Te mostre pur a man el busnash, e poverach futu, te nughe in dos, in tut per tut, che quater sol de strash. E nu mappetash, se vedi la tua ca, brut masti, e stans per tut ca morbeni visin, te möd e il mestrascin, te peut grattate il cul in scibiot e segna cantarei con ti trambot. Anche questa è violenta però, La catapecchia, ma anche la scelta delle parole, cioè non è la sua casa, è il stala, cioè la catapecchia, dove stai è giusta per te. Anzi, mi domando, stupito e proprio non so, chi sia questo che ti abbia preso in casa, essendo così porcello e senza creanza. Quindi diciamo che l'autore si conosce. Che bisogno c'è che tu abbaia e ti rompa la testa con il fare sonetti e tutto il giorno cantare? Se hai numerosi gradini da contare, rompiti almeno il collo e cadi. O prendi un martello, picchiati presto le ossa e spiaccicati la merda nel ventre e fatti almeno scoppiare una volta per tutte la gola. Mostri anche quasi il culo, o povero fottuto, che non hai addosso in tutto per tutto che 4 soldi di stracci. E solo in zaccherature si vede in casa tua, brutto scellerato, e stronzi che ammorbano i vicini. In modo, il mio cencioso, ti puoi grattare il culo così nudo e nascondere i coglioni con gli strambotti. Quindi lascio un po' a te un commento, ma è chiaro che dopo essersi detto che in quella casa lì non si può vivere perché è una casa da pezzenti, si dice però è la casa che tu meriti, non? Sei uno che giri con le pezzi al culo, insomma. È interessante anche questa riflessione su se stesso che dimostra come lui non sia uno sprovveduto, ma sia probabilmente una persona abbastanza colta. Per continuare dice, non è il rumore delle seghe che ti danno fastidio nei bambini, ma è il rumore con i pidocchi senza lenzuola, il dormire con i pidocchi senza lenzuola. Ma per concludere, già fin da oggi questa filastrocca, non voglio dire altro, solo perché so che tu vuoi fuggire, ma cazzo, credi a me, tu inganni i coglioni che per tutto dispetto il padrone vuole l'affitto e prenderti il dovuto. Quindi siamo veramente in presenza di una persona sicuramente di una certa cultura. Lo strano è che c'è una cosa molto simile che ha scritto Seneca. Ti sembrerà strano, no? Seneca, scrivendo al suo amico Lucilio, gli descrive la casa in cui lui abitava. Ed era una casa, adesso non te la sto a leggere, ma cito, che stava sopra un impianto termale dell'antica Roma, no? E dice che lui vive
in mezzo ai rumori, al fracasso di quelli che cantano, che ballano, degli urli di quelli a cui strappano i peli, di quelli che vanno lì per vendere, che urlano, ed è interessante leggere in latino questa descrizione che sembra vedere una spiaggia di Rimini, insomma. Però Seneca conclude che lui riesce col suo pensiero a estraniarsi così tanto che gli fanno compagnia tutti questi rumori. È interessante perché pare che sicuramente Fabio Varese conoscesse questo pezzo di Seneca, facendo come un parallelo in questa sua condizione di vivere nel fracasso, nella confusione. Soltanto che lui si lamenta, Seneca invece puramente la descrive, ma da buon filosofo ci convive. Non so certo. Assolutamente, assolutamente. Ma sono come lezioni anche di umanità queste, perché è come dire, il suggerimento che ci arriva attraverso i secoli da Fabio Varese è quello appunto che a volte è inutile volare troppo alto e pensarci così meravigliose nelle nostre idee umanitarie a sfondo politico, religioso o culturale in senso accademico, quando poi ci dobbiamo misurare costantemente in qualsiasi latitudine o longitudine, già misurare questa triste realtà. È migliorata, cioè è migliorata apparentemente, ma che attraverso nuove forme e nuovi disastri si ripropone volta per volta davanti ai nostri occhi. Ecco, questo è un dato di fatto. Hai fatto benissimo a citare Seneca, perché Seneca appartiene a quelle nuvole dorate appunto di un certo tipo di filosofia che si pensa soltanto baciata dal sole della quintessenza platonica, ma non è così, non è così. Ecco, hai citato Roma, noi abbiamo tra l'altro una regista meravigliosa, dolcissima, regista romana, che ovviamente sarà nauseata a questo punto di fronte a questa realtà, però le ricordo alla bellissima e dolcissima Sveva che perfino Trilussa e Belli, cioè i maggiori poeti dialettali, ecco, scrissero delle poesie dedicate anche al mondo dei pezzenti e degli stercorari, quindi non solo dei peracottari come si dice a Roma, ma degli stercorari, cioè di quelli che praticamente gestivano il letame. E questo perché il mondo è fatto così. Che cosa vogliamo? Vogliamo farci più belli, più buoni, più santi di quello che siamo? E il mondo è fatto così, cioè ci riconduce, giustamente tu parlavi di verismo, no? A me piace molto anche il Verga siciliano, mi piace alcuni scrittori norvegesi, tanto per andare in altre zone d'Europa, che parlano di queste crude realtà che esistono e continueranno a esistere nell'universo mondo. Oh, carissimo, quindi hai fatto bene queste scelte. Adesso mancano pochi minuti, se tu c'hai, ma siamo proprio alla fine, allora, perché purtroppo ti leggo una poesia di quando la sua compagna l'ha abbandonato, che si ispira né più né meno che a Catullo. Ah, è un altro di quelli, Catullo, mamma mia, accidenti Catullo. Dici, Armando. Sì, allora, la poesia si intitola Per una ragazza che lo aveva abbandonato. Va mo porca sui furc, va che tu intes, va mo in ti magasin cui tu bertudi, che te ne troverai mai più un couillon in fidus come sta Fabio Varese. Va che o fait de vedette non passa un mese dre l'arcivescovo su quei canton col pignatin con denter quater carbon piena de pioch, de rogna e de mal francese. Bagascia, cacadeva a caragnà quante c'avevi e di non mi abbandonare care al me bene, starò sempre in ca, ti te fa per la sempia e la cuiona, non sai la tua telina e non soi la tua telina e ti il me pa, la furca che ti impica, bulgirona. Ti do la traduzione in italiano. Sì, brevissimamente che siamo in chiusura.
Dai Armando. Va mo porca sulle porche, va che t'ho intesa, va mo nei magazzini con i tuoi lenoni, che non troverai mai più un coglione così dolce come fu Fabio Varese. Va che ho fede di vederti, non passa un mese, dietro l'arcivescovado, su quei cantoni con il pignattino con dentro 4 carboni, piena di pidocchi, rogna e malfrancese. Bagascia, così importa piagnucolare quando ti chiavavo e dire non mi abbandonare, caro il mio bene, ti starò sempre in casa. Tu facevi l'ingenua e la sprovveduta. Non sono forse la tua telina e tu il mio padre? La forca ti impicchi, traditrice. Allora, è di una violenza spaventosa. E ne viene fuori proprio la rama, l'animo, la rabbia di chi si sente tradito, abbandonato. Certamente. Ho capito da dove Marco, il famoso cantautore toscano Marco Masini, ha preso l'ispirazione per la sua canzone Vaffanculo. Va bene, finiamo qua perché siamo sprofondati nell'inferno. Grazie. Dobbiamo chiudere, grazie infinite, ci siamo donati a questo mondo che fa parte della nostra realtà lombarda come di qualsiasi altra realtà del mondo. Un grande abbraccio a tutti, grazie Armando, ci risentiremo presto, arrivederci, a risentirci, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il